Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora vi parlo da Barcellona e sono qui per partecipare al Symposium di Gartner, che è una conferenza che dura 5 giorni circa. Io sono qua, sono stato 3 giorni ed è praticamente il momento in cui si trovano tutti i top executive delle aziende informatiche europee. Allora, volevo raccontarvi due cose. La prima è che ieri mattina ho partecipato alla conferenza iniziale ed è stato molto bello perché praticamente il tema che viene fuori è il tema dell'intelligenza artificiale e di come questa cambierà il rapporto nella costruzione di servizi al cittadino. Tema molto attuale, dove come insieme stiamo operando già da qualche settimana. Stiamo immaginando un'applicazione proprio dell'intelligenza artificiale all'interno di un servizio dedicato alle prenotazioni delle visite e degli esami ospedalieri. Ma in realtà la seconda cosa di cui volevo parlarvi era la valorizzazione dei talenti, cioè sembra ed è evidente ormai, ed è stato evidente anche durante gli incontri di questi giorni, che il settore digitale richiede veramente moltissimi professionisti. C'è una disperata ricerca di professionisti e di competenze digitali ed è veramente difficile riuscire a trovarli, soprattutto quelli appunto che si occupano di Internet delle cose, che si occupano di intelligenza artificiale, che si occupano di sviluppo di piattaforme nuove che possono mettere insieme infrastrutture, servizi in maniera trasversale. C'è veramente una necessità che da un lato le imprese valorizzino le persone che hanno al loro interno, quindi la valorizzazione dei talenti e la crescita sia professionale sia in termini di percorso di carriera, sia in termini di formazione. Dall'altro è necessario secondo me che tutta la parte del mondo accademico, quindi delle università, riallinei i programmi formativi dei corsi, cercando appunto di interpretare questo cambiamento. Cioè il tema è questo: quando riusciremo ad avere un corso che si occupa di intelligenza artificiale prima che sia necessario avere quei professionisti, ma interpretando la necessità e anticipando i tempi? Questa secondo me è la grande svolta che deve fare il mondo accademico e della formazione. L'altra cosa che è venuta fuori è che siamo comunque bravi, cioè c'è una bravura sia dell'Italia sia del mondo pubblico nell'interpretare le necessità dei cittadini, che viene fuori e che comunque ci fa fare bella figura in giro per il mondo. Ieri alla conferenza, dove partecipavano circa 5.000 persone da tutta Europa, l'Italia era molto rappresentata, eravamo penso 200 persone, di cui una buona parte, quasi metà, erano rappresentanti del mondo della PA e anche nella valorizzazione delle cosiddette buone pratiche che vengono fatte nelle nazioni l'Italia comunque svetta, cioè non abbiamo nulla da invidiare, anzi molte cose possiamo veramente insegnare. Questo secondo me deve essere una cosa è la cosa che porto a casa, quindi che si può fare, che noi in Italia lo stiamo facendo con tutta una serie di difficoltà, che c'è un tema di valorizzazione dei talenti e di valorizzazione di quelli che sanno fare cambiamento, che deve essere fatta a tutti i livelli, dentro le aziende, nella pubblica amministrazione, nel mondo dell'accademia, della ricerca, della formazione, che devono interpretare prima e meglio il cambiamento in corso. E quindi parole come Internet of Things, intelligenza artificiale, API, piattaforme distribuite, servizi digitali innovativi, tutte queste cose qua devono entrare a far parte della nostra cultura. Questo è un po' quello che volevo raccontarvi. Sono in questo centro convegni molto molto bello, dove appunto ho passato questi 3 giorni e tra pochissime ore riparto, rientro in Italia. Domani sono di nuovo a Trieste. Quindi ciao a tutti e ci sentiamo presto. Ciao ciao.